Scopri il sito www.poldesanti.com. Intanto vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG, prossimamente insieme con il campione Cucureddu, insieme alla contessa De Blanc e alla contessina Giada. Global, per mondo di dire. E finalmente abbiamo scelto l'auto per noi. De Villa Auto. Auto, moto e fuoristrada. Centro commerciale azzurro, Sassari, De Villa Auto. La scelta giusta. 5 soldi, non li spendere tutti tu. È l'effetto dell'estate, 5 soldi, balla tu. 5 soldi, sotto il sole ci sei solo tu. Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, via Arborea 11. Vice prefetto Meloni, ben trovato, sempre attento comunque quando si parla di Sardegna, mi pare di capire, ma lei ci crede in questa commissione, lei ci crede a una lingua comunque unificata? Ma io ci credo, voglio dire, è importante che si crei comunque un modello di lingua sarda unificata, perché se è vero che la lingua è espressione dell'identità di un popolo, e il popolo sardo quindi ha una sua lingua con tante varianti, però ecco, è vero che questa lingua deve poter essere utilizzata e deve poter essere utilizzata in un mondo nuovo, in una realtà nuova, in una realtà sociale, ordinamentale, territoriale sempre più vasta. Ci avviamo a entrare in Europa, anzi ci siamo già entrati, ma insomma è una realtà che si fa sempre più ampia e quindi deve essere sempre più adeguata naturalmente e quindi è evidente anche che deve avere, come dire, dei criteri, deve ispirarsi insomma a un modello unificato, insomma, ecco, per poter essere utilizzato. Poi per non rimanere naturalmente soltanto un aspetto, un qualcosa di interesse culturale, ecco, come il ricordo insomma di una lingua o di tante lingue morte, che invece non è, ecco, questo mi sembra importante. Per cui mi auguro appunto, ecco, che insomma, ho assistito a un dibattito veramente interessante in cui molte erano le posizioni che sono state espresse e tutte, come dicevo, insomma, ben sostenute da argomentazioni molto, molto fondate, insomma, con un disegno ben preciso. Quindi molto importante appunto che vi sia questo dibattito aperto, questo approfondimento e questo studio che deve necessariamente portare appunto a un modello di lingua sarda adeguato ai tempi. Dopo il successo del suo ultimo libro, I Baraccelli, e il libro anche in limba Sant'Antie, eccolo qui con noi, Bartolomeo Porcheddu. Buonasera, dottor Porcheddu. Io credo che questa sia una giornata molto particolare, in occasione di questa Sadia Sardegna si parla finalmente anche di lingua ed è comunque un argomento, direi, abbastanza combattuto. Sì, c'è stato un confronto di idee che secondo me è molto positivo, perché solo discutendone si riesce a risolvere i problemi della lingua sarda, che non sono pochi. Noi poc'anzi abbiamo parlato con alcuni ospiti e così come abbiamo chiesto a loro noi chiediamo anche a lei, ma
Bartolomeo Porcheddu, lei pensa che possa esistere comunque una lingua per tutta la Sardegna, una lingua sarda per tutta la Sardegna che si scrive e si parli nella stessa maniera? Mi sembra un po' difficile tra il campidano e comunque tra l'estremo sud e l'estremo nord della Sardegna. Ma io questa sera ho presentato una relazione sulla lingua sarda nella Carta de Lugu. La lingua sarda della Carta de Lugu è una lingua unificata. Ecco, quindi c'è già stato in precedenza un tentativo riuscito di unificazione linguistica. Il tentativo è riuscito perché allora c'era l'unità statale, c'era l'autonomia, c'era l'esigenza di avere una lingua unica per uno Stato unico. In quest'ultimo periodo abbiamo visto dei grandi progressi per la lingua sarda e io penso che poi si riuscirà a trovare un accordo per l'unificazione linguistica, in quanto diventerà un'esigenza proprio degli istituti regionali e degli altri istituti pubblici che dovranno obbligatoriamente avere una lingua di riferimento. La mossa, ti hai mangiato un gran mare di panna, è la sorte che ti accompagna, ti hai mangiato la confettura, ogni male c'ha la cura, ti hai mangiato i fiori di bosco, sei caduto dentro un fosso, oi 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 ai, oi oi. Linipari, il divertimento sotto le stelle. Sotto le stelle. Kiribar, il gelato, la musica, la professionalità. Ciao! Vi aspettiamo al Kiribar, centro commerciale Riviera di Sorso. Ciao! Lei poc'anzi, dottor Correi, ne parlava dell'evoluzione della lingua, come ha visto anche il mio abbigliamento, anche questo comunque in questo caso è l'evoluzione di questa Sardegna, direi. Ma lei crede che l'evoluzione della lingua sarda poi potrà portarci a una vera unificazione della lingua stessa? Beh, è nelle cose. Noi ci stiamo prendendo il problema di rendere la lingua sarda ufficiale come le leggi ci consentono. Abbiamo bisogno di una lingua univoca che valga in tutta l'isola, lasciando a ciascuno la libertà di parlare e pronunciare il sardo secondo la variante locale, personale o familiare. E nelle cose, se vogliamo una lingua che compaia nelle scritte, come è capitato ultimamente alla provincia di Nuoro, provincia, così come le leggi ci consentono, non possiamo fare a meno perlomeno di scrivere in maniera univoca. Poi si vedrà. Dottor Pudu, buonasera anche a lei, non l'ho ancora salutata. È tutto molto interessante quello che avete detto quest'oggi, ho imparato tantissime cose, ma lei crede che veramente si possa unire la lingua, fare un'unica lingua sarda? Credo che sia molto difficile, perché mi fa pensare per esempio al campidano, dove parlano completamente diversi, che so, dal centro o dal nord della Sardegna. Ma la lingua sarda è una, non binnata né chimbanta e ne manco due. Sì, ma su sa difficoltà potete essere a gattare una maniera di scrivere tutto canta e su matessi sono con sa matessi litera in tutto canto su sardo. Io sono d'accordo con lei, ma attenzione, lei mi dice che la lingua è solo una, ma nel campidano parlano diverso. La faeda è una maniera differente, ma è stessa matessi per aula, e te potonare noi in Amoschento i sonnare a 100, ma noi schi è una terra lingua brugusso e noi in Amor Berbeghe, attenzione che questa vinza salveghe e i sonnare a Brebei, ma se facciamo su plurale lo facciamo della matessi maniera, Berbeghe e Brebeisi, facciamo sa paragogica in campidanese o in su logudrese in tutto canto sardo, su manizzo dessa limba este su matessi. E dobbiamo agattare, mancare gusto è un'altra questione che si vuole superare da tempo meda, una maniera di scrivere chi ha dei prodotti canto su sardo, pizza scatto. Tu canto su sardo deve essere considerato lingua ufficiale, non una varietà di sardo o uno sardo che ha una verità e non si schia i teste. Ho visto che è nata una commissione comunque che si occupa di questo, ma lei crede che poi questa commissione siano tutti in accordo? Beh, quando uno accetta di far parte di una commissione, lavora in questa commissione, argomenta le sue idee e firma un progetto, io lo ritengo d'accordo. Poi voglio dire, se dopo cambia idea sono affari suoi, però ciò che è importante è che rimane il progetto. Nella storia delle cose rimangono i progetti, non le idee occasionali o i cambiamenti di umore dei singoli membri. Ciò che vale è che una commissione di 10 membri ha lavorato per 2 anni, nel caso nostro della lingua sarda unificata, si è espressa all'unanimità
redatto un progetto e lo ha pubblicato. Questo è quello che conta. Scopri il sito www.poldesanti.com. Intanto vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG, prossimamente insieme con il campione Cucureddu, insieme alla contessa De Blanc e alla contessina Giada. Global, per mondo di dire.